Siamo giunti alla conclusiva corsa di questo sabato 31 agosto. Cavalli di 3 anni sulla distanza del Miglio, Fuoco Gual, Fandango Sì, Figaro del Circeo, Fiammingo, Fonzi dei Greppi, Fragoroso Gal, in prima fila Floyd, Fix Love HP, Furetto VL, Freeloader Cis e Fight Play Fox in seconda. I favori in chiusura sono per Fonzi dei Greppi, numero 5, in sediolo Carmine Piscuoglio. Macchina che accelera con Fonzi dei Greppi che in breve si avvantaggia su Fandango Sì e guida sulla piegata Fonzi dei Greppi, Fandango Sì, poi Fuoco Gual, primi 200 in 14,5, più indietro c'è anche Figaro del Circeo. Tanto vediamo la progressione esterna, c'è sempre di Freeloader Cis che viene però anticipato dopo 400 metri in 33 da parte di Fiammingo. Fiammingo ha spostato all'esterno per anticipare Freeloader Cis che a sua volta è tallonato da Floyd. 600 in 46,5 con il favorito Fonzi dei Greppi che conduce, seconda posizione per Figaro del Circeo, mentre al largo è Fiammingo che si trascina, Freeloader Cis. Percorsi esterne anche Floyd e Fandango Sì, che ha lasciato la corda, mentre in terza posizione allo steccato c'è Fuoco Gual. Se ne va il chilometro, completato in ordine dell'1.17,6, sempre leader Fonzi dei Greppi, Fiammingo che agisce sul passo. Poi la terza ruota di Freeloader Cis che viene via 450 dall'arrivo. Mentre 4, sbaglia Fiammingo, Fiammingo, allunga invece Fonzi dei Greppi, prova a portarsi sullo stesso, ma sbaglia Freeloader Cis, così è nettamente in vantaggio 10, Fonzi dei Greppi all'ingresso addirittura d'arrivo, è inseguito da Figaro del Circeo, retta d'arrivo con Fonzi dei Greppi che nel finale stacca per vincere comunque su un valido Fuoco Gual che finisce forte a centropista, mentre per il terzo sono in linea Figaro del Circeo e un altro concorrente all'esterno. Andiamo a rivedere l'arrivo, la vittoria comunque netta ancora per Fonzi dei Greppi e Carmine Piscuoglio. Finisce bene Fuoco Gual al secondo, mentre per il terzo andiamo a rivedere, dovrebbe essere il numero 3, Figaro del Circeo, che precede il numero 7, Floyd. La vittoria dunque per il numero 5, Fonzi dei Greppi in percorso di testa, Carmine Piscuoglio per conto di Roberto Biagini, Nicola Del Rosso. È tutto per questo convegno di corse dall'Ippodromo del Savio. L'appuntamento è per martedì prossimo 3 settembre.